chiamo il volume La Sardegna contemporanea, idee, luoghi, processi culturali, che è un volume che raccoglie una serie di saggi che riguardano appunto la Sardegna di oggi, che cercano di mettere a fuoco diversi aspetti della Sardegna appunto contemporanea. Questo libro, quando l'ho visto, mi è sembrato subito di grande interesse e mi ha richiamato alla memoria un altro volume che è uscito circa 20 anni fa, nel 1998, il volume sulla Sardegna della collana Einaudi su Berlusconi, che ugualmente aveva fatto il punto su vicende di storia sarda e in particolare anche su come il culto si era alla fine di quel secolo, alla fine del secolo passato. Questo volume tiene presente quel testo e diciamo ne riprende in particolare alcuni articoli, alcuni saggi. Naturalmente succede sempre nei volumi dove ci sono 20, 25, 30 piccoli saggi che alcuni di questi rimangono più impressi e segnano, diciamo, più il campo. Appunto per me era molto importante poterne parlare. In qualche modo io sentivo la necessità, come nel caso dell'altro libro che abbiamo presentato a scuola, era venuto Antonello Mattone, Mario Boicaglia da Sassari, e l'avevamo presentato all'interno delle iniziative della nostra scuola, del liceo scientifico. Così ci tenevo molto a presentare anche questo libro, per il suo valore, ma anche per qualche cosa di cui lo stesso libro parla, una malattia di cui io e credo molti soffriamo, appunto, che è quella di parlare della Sardegna, di riflettere, diciamo, siamo in una sorta di ossessione che storici e antropologi hanno affrontato e di cui ci sono tracce anche in questo libro, perché per noi appunto quest'isola ha qualcosa di speciale, ci interessa, ci riguarda così tanto, cioè adesso mi è venuto in libro un libretto, Carta del Lobo, che aveva come esergo la frase di Dante che non ricordiamo, e a dire di Sardegna non si sente. I due dannati all'inferno cosa fanno? Parlano della Sardegna. Allora, questo libro è diviso in diverse sezioni e Luciano spiegherà poi come è nato, qual è stata la logica dell'ordinamento degli argomenti. Io riassumo in generale il contenuto del libro che non credo che abbiate visto, cercando di sottolineare, forse enfatizzando anche più di quanto si faccia nel libro, che ha un carattere scientifico naturalmente, la qualità dei vari temi che sono affrontati, diciamo anche dando anche un punto di vista personale sui vari aspetti, perché sono tutti temi che ci toccano personalmente in maniera importante. Il primo punto riguarda la demografia, che è uno dei temi oggi più all'ordine del giorno, cioè la prospettiva dello spopolamento della Sardegna a partire dal centro, a partire dai piccoli paesi, di alcuni dei quali si sta già dicendo tra 30 anni questi paesi saranno vuoti, saranno abbandonati, si riprenderà quel processo di abbandono medievale dei centri abitati. Questo è un tema affrontato dagli studiosi e molto oggetto di riflessione anche da parte di politici, sindacati, eccetera. È venuto quasi spontaneo di questi tempi associare i movimenti migratori diciamo, allo spopolamento, ragionare in maniera semplicistica, secondo me. Questi si spostano, dove li mettiamo dove si creano i vuoti. È appunto un ragionamento semplicistico, perché non credo che funzioni così, cioè non è detto che
andrebbero a fare in quei paesi abbandonati? A riprendere la cisculturatura, cioè i dissodamenti medievali, rifare i campi, i pascoli, i terreni, seminare di nuovo il grano. Cioè, torniamo al discorso della colonizzazione della Sardegna, cioè il vecchio discorso in mali della Sardegna, perché così la Sardegna? Perché siamo popolata, facciamo venire della gente, la popoliamo e così il problema si risolve. Il secondo ordine di argomenti affrontato è quello dei luoghi, e qui si ha uno sguardo un po' originale diciamo che si esce dalla consuetudine, diciamo si fa quasi l'opposto del considerare la vera Sardegna, il centro, la Malvagia, diciamo Sardegna e vera Sardegna è tutta quanta, insomma, essa come Sardegna sono tutti e quindi diciamo più che all'interno siamo sui bordi esterni della futura ciambella Sardegna, e quindi Cagliari, Carloforte e la Costa Smeralda. E poi appunto il caso per eccellenza della storia della Sardegna, sia storico che economico che antropologico, anche il caso di Arborea, cioè che appunto questa vicenda esemplare, particolare della storia della Sardegna. Il terzo punto riguarda la politica, e diciamo sono alcuni studi sui gruppi politici sardi. Diciamo che in questo caso forse il distacco scientifico in qualche modo rispetto alla situazione attuale della classe politica sarda in me ha provocato, diciamo, una certa reazione così di dire insomma se facciamo qual è la situazione attuale della classe politica in Sardegna, che forse non è mai stata in un punto così basso, io credo, cioè io considero un caso esemplare quello delle indennità dei consiglieri regionali, non tanto il caso in sé, quanto che non si siano sentiti in dovere di dire abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato. No, silenzio totale, aspettando che si dimentichi, oppure contando sul fatto io sono qui e me la godo, voi potete scrivere e dire quello che volete, ma nessuno mi caccia da qui, e vedrete che non succederà nulla poi in sostanza, forse in realtà non sarà così, appunto, ma altri fenomeni poi che adesso un europarlamentare che ha accusato con la camorra addirittura, cioè appunto ci sono delle situazioni che sono assolutamente inedite, inaudite anche, e non solo c'è la gravità di questa situazione, ma anche una sorta di rassegnazione a che le cose continuino in questo modo, così mi sembra. Il quarto punto riguarda l'economia, appunto la crisi industriale, le trasformazioni nel campo del mondo agricolo. Diciamo che tra i saggi, diciamo che nella lettura di questi saggi, piuttosto che lo sconforto a cui siamo abituati della crisi industriale, io ho trovato invece elementi incoraggianti che aprono una prospettiva di speranza. Nel saggio di Benedetto Meloni, per esempio, ma poi anche vedendo intorno quello che sta capitando nel mondo agricolo, il cambiamento generazionale ed entrata nel campo dell'agricoltura cioè, di ragazzi che hanno studiato, di giovani, il cambiamento di generazione e l'aumento di cultura, di professionalità di chi sta lavorando in questo settore. Siccome io credo che sia comunque centrale per il futuro della Sardegna che ci sia un'agricoltura, un allevamento vitale, moderno,
cioè che continui a sopravvivere e non soltanto, ma che si trasformi in positivo. Questi cambiamenti, le donne che entrano come dirigenti di aziende agricole, ormai una percentuale importante delle responsabili delle aziende sono delle donne e spesso giovani, e poi appunto molte persone che sono qualificate professionalmente, che quindi aprono una prospettiva diversa in questo campo. Il quinto è quello che riguarda le culture, che affronta appunto vari temi, dalla lingua, comprensina la lingua, alla narrativa con Guido Lassulis. Qui secondo me c'è un piccolo gioiello che è l'articolo di Antonio Trulli su Ennio Borrino, cioè che sappiamo sempre troppo poco di questi personaggi, e in particolare del periodo del fascismo, della compromissione di molti sardi con il fascismo, di come hanno partecipato non solo al fascismo ma anche alla Repubblica Sociale, per dire, in cui molti sardi furono presenti con entusiasmo. E quindi appunto cose poco note che insomma, oltre all'analisi dell'attività artistica, che comunque insomma, passi la voglia di sentire Sardegna, anzi il valore di certe opere è riconosciuto, ma certi approfondimenti sono molto interessanti, poi l'articolo sulla Brigata Sassari appunto, che è assolutamente attuale. E appunto arriviamo alla conclusione, dove ci sono le sintesi in qualche modo dei curatori. Luciano ormai è l'esperto della storia degli intellettuali della Sardegna dall'Ottocento in poi, ha scritto le cose più significative sull'argomento, e qui in qualche modo riprende il filo per arrivare praticamente fino ai giorni nostri, fino appunto al fenomeno degli scrittori sardi, che viene appunto puntualizzato da lui. Poi appunto c'è il versaggio di Giulian Gioni, che insomma riassume la vicenda della scuola antropologica sarda, e poi ho trovato molto bello l'omaggio a Giovanni Levini, di cui si ricostruisce la vicenda intellettuale, e anche si vede come sia stato dietro molte delle cose importanti che sono avvenute nel mondo culturale in Sardegna, diciamo, oltre anche l'archeologia, con la sua attività politica, con la sua presenza in Consiglio regionale. Molte cose si sono potute realizzare perché la classe politica in qualche modo si fidava di lui e gli consentiva di realizzare cose che forse altri non avrebbero potuto fare. E infine l'articolo di antropologo, il saggio di antropologo di Francesco Bacchis, che si confronta col mondo variegato di chi vorrebbe forzare i confini, cioè di chi si pone, di chi ha difficoltà a stare in rapporto con l'Italia. A me sembra di poterla vedere in questo modo, che questi ultimi decenni, esperienze intellettuali in cui mi sento anch'io coinvolto nel titolo, ma vedo che anche le giovani generazioni sono un po' in quella situazione, che ci si è aperto il mondo culturalmente, socialmente, i giovani anche viaggiano molto di più, quindi fanno esperienze di lunghi soggiorni fuori dalla Sardegna, fuori anche dall'Italia, e il rapporto con l'Italia ci sta stretto, per cui l'identificazione con, come si faceva un tempo, quando noi studiavamo alle elementari, quel patriottismo, quei discorsi, a parte il fatto che certi sono obsoleti, ma proprio c'è una necessità di prendere le distanze. Io quando ho scritto il mio secondo libro, e mi è venuto in mente
il titolo, Lontano dall'Italia. In realtà per me era una specie di slogan, non era solo una constatazione di cose che avvengono in un posto isolato, ma un po' come se esprimesse a partire dal sardismo questa voglia di identificarsi anche in un altro modo, e appunto di tutti quei movimenti intellettuali, politici, culturali che nel corso di questi decenni e fino ad oggi, diciamo, questi invece cercano di scucire un po' i rapporti, cioè di prendere le distanze, di costruire qualcosa di diverso, che può essere l'autonomia politica, quella che viene chiamata indipendenza, diciamo fenomeno grosso che coinvolge un po' tutti, che viene vissuto in modo particolare. Insomma, basta ricordare le ultime elezioni regionali, una Michela Murgia che si candida con un discorso di tipo indipendentista, a cui danno il voto 10%, con un sacco di ambiguità, credo, ma con il significato e i valori che ciascuno di noi dà a questo tipo di atteggiamento. Va bene, io ho finito, presento i due curatori che sono qui presenti. Luciano Marrocco, lo conosciamo bene tutti per il rapporto strettissimo che ha avuto ed ha con il Festival di Senegal. È ordinario di storia contemporanea, si è occupato di storia della società inglese, si è occupato moltissimo di storia della Sardegna, in particolare della Sardegna contemporanea, ha una importante anche produzione narrativa, i suoi romanzi sono molti. L'ultima sua opera è dedicata, grazie a Deledda, Una vita come un romanzo, che presenteremo tra non molto anche se. Francesco, gli darò la parola dopo Luciano, è un antropologo culturale che si è occupato di migrazione, in particolare dell'immigrazione marocchina e anche di minatori. E ha curato, come antropologo si è occupato molto di questo tema dell'identità sarda e dei culturali e politici. Grazie Mario è amico e compagno di varie avventure, di varie vicende culturali, politiche e culturali, ma sostanzialmente politico-culturali, in uno spazio di attività di intelligenza in cui per noi la politica che ci interessa è questa qua, la politica quando diventa cultura, quando diventa discussione collettiva, quando diventa capacità di leggere dentro noi stessi le cose che ci fanno parlare con gli altri, ci fanno in qualche momento anche abbracciare gli altri. Vedi, io non mi sono preparato nulla, lo faccio lo stesso, però per mia esperienza quando non ci si prepara nulla, questo non è personalmente, poi si riesce a essere, magari non a dire cose particolarmente intelligenti, ma a trovare più facilmente l'attenzione da parte degli altri, no? che sono là un po' in imbarazzo, dice cosa diavolo sto parlando, niente da dire, quindi è un modo per attrarre l'attenzione. E sentendo Mario che ha fatto questa esposizione già molto precisa, va detto, non dico che vi ha sollevato dal compito di leggere il libro, questo no, il libro che si presenta da sempre la sua no, però insomma, vi ha dato una guida, quindi ha sollevato sicuramente me, meno Francesco, che invece essendo giovane ha il dovere accademico di essere
essere più preciso e di non ha ancora acquisito il diritto che dettava a me di provare un po'. Ho pensato, ecco, sentendo male, che quindi una cosa di qualche interesse che potevo dire è raccontare come questo libro è nato, e questo libro è nato nella mia testa. Quindi mi scuserei che se per raccontare come è nato questo libro devo fare anche un po' di pezzo di autobiografia. Mi scuserete anche perché poi questa autobiografia mi pare che sia anche un po' un'autobiografia collettiva. Vedo qua diverse persone, diversi amici che hanno condiviso momenti e problemi in questa. Allora, la storia inizia, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda molti di noi, anche quelli che magari non erano ancora nati, inizia nel 1968, quando noi, giovani, studenti della facoltà di lettere, ci siamo un po' posti di fronte alla Sardegna. Di fronte a quel tema che Mario ha sollevato, che ha racchiuso in quelle università, in questa ossessione che è di parlare della Sardegna sempre e comunque, ossessione universale, isolani di un'isola grande, ricordiamoci sempre, isolani di un'isola grande, quindi se stessa formata, dove c'è città, due città importanti perlomeno, campagne, montagne, c'è tutto. No? C'era un libro, peraltro non bellissimo, ma famoso, Sardegna quasi un continente, che però questo titolo, ormai è un po' enfatica, diceva una cosa vera. Lontana dai suoi continenti, che è una cosa che non viene solitamente sottolineata, invece è una cosa importante. Guardate, che non è che succede, ce ne sono tante, non dico nel Mediterraneo, no, ma nel mondo, di isole grandi, abbastanza grandi da avere l'articolazione interna con la Sardegna, che siano lontane, così lontane dai continenti. Sicuramente non lo è la Sicilia. Rimanere al Mediterraneo, Creta e Cipro, sì, sono anch'esse abbastanza lontane, ma non così lontane come la Sardegna. Se poi ci spostiamo fuori dal Mediterraneo, non ne troviamo tante. Troviamo grandi isole, ma per esempio nelle Filippine, in Indonesia, troviamo grandi isole che si avvicinano ai loro continenti attraverso arcipelaghi, cioè tutto troviamo una grande isola in Australia, la Tasmania, che però è a uno sputo nel suo continente che è l'Australia. Quindi, cioè, è un fatto di cui dobbiamo, come dire, non è neppure un caso che noi sardi abbiamo, alcuni di noi, aspirazioni indipendentistiche, o comunque anche quelli che non c'erano le aspirazioni indipendentistiche sono costretti a pensare se stessi come sardi, no? Molto di più di quanto non capiti ad altri popoli che poi hanno una loro identità, che però non sono in un'isola, o se sono in un'isola non sono in un'isola così grande o non sono in un'isola così lontana dai propri continenti, che poi storicamente sono cambiati. Perché oggi il nostro continente è come il continente, la penisola italiana, ma non è l'Africa, non è tempo è stata la Spagna, il nostro continente. Quindi questo qualcosa significa. Dicevo 68 a noi, a me, ma a molti altri anche che hanno partecipato a questa impresa, condividevamo anche progetti politici, oltre che la coordinanza dell'università di Cagliari, e il rapporto alla Sardegna è un rapporto complicato, nel senso che ci sembra, ad alcuni erano molto appassionati dal fatto di essere interessati, altri, sto parlando di me, non erano così tanto appassionati, ma partecipavano in un atteggiamento in cui io ho visto essere costante
nella storia dell'intelligenza sarda, di guardare fuori, di considerare il locale come riduttivo, come dire, una grotta nel quale rifugiarsi e di guardare fuori. A me questo è capitato anche come studioso, nel senso che sono stato per un lungo periodo guidato nei miei interessi da motivazioni sostanzialmente di tipo politico. Io che avevo scelto di essere uno storico della contemporaneità, quindi ho guardato a un tema, a un paese, a un'esperienza che mi interessava politicamente, che era quella dell'abuismo, no? Della socialdemocrazia. Cioè io venivo, come tutti noi, da esperienze che poi ho giudicato di radicalismo estremista, eccetera, e poi rimanendo una persona di sinistra ho guardato l'esperienza inglese come qualcosa, la socialdemocrazia, il welfare state, l'idea di una società più giusta a cui si poteva arrivare senza rivoluzioni violente, a cui si poteva arrivare attraverso il voto. E qua ho lavorato. Devo dire che se ho una fisionomia di studioso ancora oggi, diciamo, per quei pochi che mi conoscono, è una fisionomia ancora legata a questo tipo di ricerca. Poi a un certo punto mi è capitato di andare a lavorare fuori, di andare a insegnare a Roma alla Sapienza. E anche qua io ci vedo nella mia piccola, forse il significato di geografia, però un momento collettivo, perché proprio in lontananza a me mi è divenuta voglia e, come dire, concretamente ho fatto delle cose per chiudere la serie, un po' perché avevo mantenuto a casa Caghe, un po' perché stavo vicino a persone, amici che studiavano queste cose. Io ho iniziato a studiare la serie. In particolare ho iniziato grazie a Derrida, che per me allora non era una scrittrice, ma era una testimone del suo tempo, insomma. Quindi, e poi in realtà l'ho scoperta dopo anche come scrittrice. E qua arriviamo un pochettino al nostro libro. La cosa che ho capito è che esisteva una tradizione anche accademica di studi sardi, che dietro la rivista che io vedevo, che è animata da Lilio e che ha trovato i suoi capitoli più importanti nell'archeologia e nell'opera di Giovanni Lilio. Ecco, quella rivista Studi Sardi che io da ragazzo guardavo con sufficienza, dicendo vabbè, studi sardi che si può fare, studi sardi, studi della grotta, studi della cavità oscura. Invece quella era la nostra tradizione, ma non la nostra tradizione, la nostra tradizione accademica. Gli studi sardi, no? Lilio è stato, in un certo senso esistevano sino alla metà dell'Ottocento questa tradizione di studi. Se volete, questa tradizione di studi esordisce con una storia oristanese che è quella dei falsi arborea, cioè con tutto un gruppo di studiosi che si appassionano a quello che poi si rivelerà essere un falso, che li appassiona proprio perché questo falso racconta la storia della Sardegna come loro vogliono sentirsela raccontare. E quindi è una storia di una Sardegna, di una Leonardo Arborea che veste i panni di una nobildonna fiorentina. Infatti si è andata a vedere come si chiama, la statua di Eleonora a Piazza Leonora Restano, cioè sa un po', è stato un po' vestita, il sarto per dire Eleonora è stata questa. E allora questo tipo di tradizione a un certo punto diventa produzione accademica che guadagna, questo è il punto, cioè che
gli studi della Sardegna non sono più solamente l'espressione di un bisogno di un gruppo di studiosi, di intellettuali, di trovare le radici della propria storia, ma tutto questo viene fatto attraverso i filtri della strumentazione di una cultura accademica che è una cultura di tipo internazionale, e qua trova le ragioni anche della sua diffusione. La cosa che a me mi incuriosiva in questa, diciamo, seconda fase di attenzione nei confronti di questa tradizione, che come dire, a dargli colore, importanza, risultati, erano anche studiosi di ogni parte del mondo, no? Quando una volta con Mario Brigaglia si è pensato di riprendere appunto studi sardi, il primo numero di questa ripresa degli studi sardi avrebbe dovuto mettere insieme gli studiosi di cose sarde dei 5 continenti, e ce n'erano, no? Era questo il punto. Allora, a un certo punto qui sto per finire, a un certo punto l'idea è stata questa, che la rivista Studi Sardi aveva cessato di essere, di uscire. Non esisteva all'interno di quel tipo di tradizione una personalità. Perché non proviamo a mettere insieme, perché io non provo a mettere insieme un gruppo, che è più di un gruppo di giovani, alcuni dei quali erano, con alcuni dei quali avevo un rapporto anche di amicizia, di colleganza, di cose fatte, di discorsi fatti insieme, altri che non conoscevo, per dimostrare principalmente al mondo accademico, ma poi a chiunque avesse interesse a queste cose, che questa tradizione di studi, di ricerca sulla Sardegna continuava ad esistere, e continuava ad esistere interpretata e reinterpretata da giovani studiosi che c'erano arrivata attraverso impeccabili canali e strumentazioni accademiche. Io uso la parola accademica non per intimidire nessuno, ma perché per me la cultura e la tradizione accademica prendono forma, no, alla fine dell'Ottocento e sono parte integrante della nostra civilizzazione democratica. Quando dico accademico vuol dire un'area di attività, di ricerca in cui gli studiosi si misurano con un'attività che è democratica, perché avviene sulla base di controlli e verifiche reciproche. Cioè, a me mi viene in mente la questione dei vaccini, scusatemi. Allora, la questione dei vaccini, l'idea che esista una comunità scientifica globale, mondiale, è parte integrante della nostra civilizzazione democratica. Se noi abbandoniamo questo sistema di verifiche reciproche, facciamo un passo indietro, non dico una barbarie, ma in qualcosa in cui veramente non c'è. Allora, la cosa bella che io vedevo è questo gruppo di giovani, per la maggior parte poi demografi, no, che stavano lavorando a temi di grande interesse in questo ambito con una disinvoltura e senza il tipo di problemi che avevo avuto io, avvicinandosi naturalmente a questi temi. E allora qua è venuta l'idea di coinvolgere Francesco e Valeria, che sono i co-curatori di questo numero, che poi l'hanno preso in mano e hanno fatto loro sostanzialmente. Solo che un po' è venuta in meno l'idea che avevo io un pochettino presuntuosa di essere io vecchio e tutti gli altri giovani. In realtà poi è venuto fuori che ad alcune voci, anzi erano molte le voci di miei coetanei, di miei colleghi, che valeva la pena di sentire. Una delle cose, di due cose sono particolarmente orgoglioso, di essere riuscito a far scrivere a Giulio un saggio che ancora non aveva scritto, perché l'abitudine di Giulio Angioli
siccome scriveva continuamente, aveva materiale per qualsiasi domanda narrativa, saggistica, poetica, lui aveva sempre pronto, però gli abbiamo detto, io e Francesco, no, appunto questa volta tu devi riflettere, cosa che ho fatto splendidamente, l'ha sottolineato anche Mario prima, sulla tua esperienza, che cosa vuol dire scuola antropologica, che è una cosa seria, cioè non è una cosa che siamo inventati noi a caso, cioè è una delle tradizioni accademiche nel campo dell'antropologia europea riconosciuta appunto a livello europeo, e Giulio ha fatto questo. L'altra cosa di cui vado un po' orgoglioso è di aver preso Pietro Clemente e con alcune minacciose telefonate di aver costretto a scrivere sulla Corte. No, e con la scoperta che a Pietro Clemente la Costa Smeralda piace moltissimo. E quindi uno dei maggiori antropologi italiani, nonostante il cognome, saldissimo, carrierissimo, alla fine, cioè a un certo punto della sua vicenda di studioso, è arrivato a, però più che l'esito, di consiglio, più che l'esito, che potete anche non condividere, del saggio di Pietro, e del saggio di percorso di Pietro, e come lui mette insieme in maniera molto libera, molto creativa, materiali di vario genere, non ultimo materiali di tipo strettamente autobiografico e di tipo quasi con un tono quasi letterario. Io poi mi sono applicato, lo diceva Mario, alla cosa che sto facendo veramente, che anche questa è un po' una riflessione, un modo di riflettere autobiograficamente. E qua non ho potuto non concludere il mio saggio con un passo bellissimo di Giulio Angioli, e io infatti concludo con leggendo qualche riga di questo passo, a cui ho consegnato in questo saggio, ma a cui consegno anche ora l'idea che ho io di che cosa vuol dire, almeno per me, Giulio l'ha saputo dire molto meglio di come io ho cercato di dire, l'ho saputo dire, quindi lo facciamo dire a lui. E lui dice così: noi sardi abbiamo il problema del nostro posto al mondo, come molti altri, certo, ma l'abbiamo. A me pare l'abbiamo di più. Io comunque di essere sardo continuo sia a vergognarmi che a essere orgoglioso, sia a sentirmi fortunato che a sentirmi diminuito. Forse, in quanto sardo, riesco però anche a sentirmi senza troppe difficoltà oggi parte del mondo che diciamo occidentale. E questo è già un bel problema identitario nel mondo di oggi, visto che, come un tutto, qui a 2 passi dall'Africa, simbolo europeo moderno di ogni arretratezza, perché Giulio abbia detto in maniera, secondo me, definitiva, almeno per quanto mi riguarda, abbiamo raccontato con questo modo letterario di mettere insieme tutta una serie di contraddizioni, no? Però una forza identitaria che non abbia nulla a che fare con le presunzioni identitarie che invece sono molto spesso origini di cose che non ci piacciono. La parola a Francesco e ricordo l'inizio del suo saggio dove c'è un fatto in particolare che non so se l'avete presente. Adesso forse non so se sta più succedendo, ma qualche anno fa, quando c'erano i grandi concerti in Piazza San Giovanni, ma mi pare anche concerti all'estero, all'improvviso, quando tutto il pubblico era al pieno dell'entusiasmo, sbucava questa bandiera dei 4 muri che sventolava un solitario lì che...
Anche nelle tappe di montaggio di Tour de France. La regione sarda doveva individuarlo e stipendiarlo, almeno sapere chi era e perché lo faceva. E da qui parte il ragionamento del saggio di Francesco, che è appunto il curatore. Allora, dopo aver ringraziato Mario e espresso il mio piacere di essere assente per l'ennesima volta, forse la prima volta in veste di antropologo, però, o di presentatore di mio volume, perché ci sono anche suonato esatto, molte volte ci dovevo per questo, ma mi è rimasta non nel cuore ma al collo, qualcuno l'ha notato, perché da qualche anno l'unico monile che porto dietro è un segno del vostro paese, quindi non sono, diciamo così, dei ringraziamenti di circostanza, quindi conosce, sa che anche se non ho l'occasione di venirci spesso, ma il mio paese mi piace molto. Ma dopo questo ringraziamento direi che posso partire direttamente con la lettura di questo, perché mi trovo molto orgoglioso di questa, perché in realtà non si tratta di una cosa sulla bandiera in se stessa, ma di un meme, e qua così possiamo escludere gli anziani in sala, che ci capiamo forse in tre, chissà che cosa è un meme di Facebook, di internet, siamo già in due, che è una fotografia a cui di solito si aggiunge una didascalia, che partendo da un'immagine molto nota opera una, diciamo così, una riconversione del significato di solito ironica per comunicare qualcos'altro. E di solito viene fatto con fotografie che sono immediatamente identificabili da chiunque, un fotogramma molto noto di un film, un quadro, la fotografia di un politico, o anche proprio di una fotografia di un politico nota, quella foto che compie qualcosa, non so. Il classico per capirci è Trump che fa vedere il decreto di espulsione, il decreto che impedisce l'accesso ai cittadini di alcuni paesi come considerati paesi pericolosi, così di solito nei meme si scrivono delle cose tipo Sagarciotto dell'Internazionale San questi sono i meme. E quindi il mio storia inizia con la descrizione di un meme. In primissimo piano, di spalle, la bianca e lunga chioma di Saruman, affacciata al balcone del suo palazzo, incornicia un campo lungo, un'ampia vallata occupata da manipoli di armati. Qui la massa sterminata degli orchi guerrieri schierata attende l'ordine per la battaglia, tra nuvole di fumo e pertiche che si levano in aria. Saruman sta per pronunciare la parola guerra, mentre conduce il suo esercito contro i cavalieri di Rohan, alla battaglia del Fosso di Elmo. È uno dei fotogrammi chiave della Compagnia dell'Anello, primo film del Signore degli Anelli, una trilogia che detiene a tutt'oggi il record di Oscar a 17, facilmente decifrabile e individuabile da chiunque. Al centro dell'immagine, secondo un procedimento di lettura umana di rilevazione surrealista, ma ormai parte integrante delle pratiche dell'immaginario collettivo veicolato dai social media, si nota una piccolissima correzione grafica, quasi impercettibile, un primo sguardo, un orco, anziché tenere in mano la pertica come tutti gli altri, e anziché tenere in mano la pertica come tutti gli altri, sventola la bandiera sarda dei corpi. Questo è l'inizio del mio saggio, che insomma è anche una trovata retorica per cercare, di solito non riuscendo, cioè incollare il lettore alla lettura del resto delle cose che sono naturalmente molto, molto più noiose, ma è anche un punto di partenza che vorrei utilizzare sia per raccontare non tanto come è nato il volume, perché questo l'ha fatto Luciano, ma in che modo secondo me il volume è utile per una discussione pubblica sui temi che affronta. Perché in realtà diciamo così, la finalità di questo volume è innanzitutto quella che indicava poco precedentemente, cioè quello di fare il punto, come abbiamo scritto in introduzione, di una nuova stagione sui saggi, e quindi mettendo all'interno un progetto che non è un progetto enciclopedico e quindi ha presente delle mancanze. Per la prima volta ci ho pensato adesso, Luciano, una delle mancanze che ci sono in questo volume è esattamente la disciplina che ha dato il via alla tradizione indispensabile, cioè l'archeologia. E su questo forse occorrerebbe riflettere, ma ci tornerò alla fine perché poi devo riprendere
problema dell'uso di strumenti come queste ricerche e come questo volume collettato. E quindi mettere assieme gli studiosi di cose di Sardegna, offrendo una prospettiva nei terreni, sui temi che ci sembravano più diciamo così, interessanti dal punto di vista della comprensione, dell'interpretazione, dell'autointerpretazione che i sardi danno di se stessi, più interessanti dal punto di vista dell'avanzamento scientifico, quindi con ricerche che avevano, per così dire, un qualcosa anche di nuovo da dire, e più, diciamo così, una serie di temi, di argomenti che in un volume del genere non possono mancare. E questo è un po' anche il motivo della composizione a puzzle, sia dal punto di vista generazionale che dal punto di vista delle discipline che esercitano gli autori che hanno partecipato a questo volume. A puzzle nel senso appunto che non ha una struttura se non tematica, questi 6 temi che Mario ho già individuato e ha proposto, queste 6 sezioni, ma non appunto un volume in cui qualcuno che cerca qualcosa nella Sardegna trova. C'è un indice analitico in realtà, un indice finale, che è uno strumento interessante da questo punto di vista perché permette una lettura trasversale del volume e permette anche di dare una valutazione sulla base di altre possibili forme di organizzazione dei contenuti che non sono quelle che i curatori hanno previsto attraverso la struttura stessa del volume, quindi una lettura trasversale. La prima sezione, vado per punti, però mi voglio soffermare sulla sezione testuali, soprattutto perché penso che siano gli appunti più interessanti che Mario ha fatto della sua presentazione, che vorrei anche sottoporre dal mio punto di vista al dibattito con voi. Però parto inizialmente dalla sezione Genti, perché come sottolineava Luciano, una parte consistente dei giovani che ci sono venuti in mente inizialmente, infatti ricordo una discussione che c'era bisogno di demografia, perché ogni tanto dicevamo ma poi c'è questo che ha fatto questo salto su questa roba, questo che ha fatto su quest'altra, e spesso c'è uno studio di popolazione. Questo che cosa ci dice? Ci dice qualcosa che ha a che fare col campo scientifico, cioè con gli interessi accademici di giovani generazioni che si sono affacciate allo studio della popolazione con diversi strumenti, non solo quelli demografici, perché non solo per ragioni strettamente interne all'Accademia, ma anche per ragioni di emergenza di problema rispetto alla popolazione, che Mario ha centrato, cioè un'isola in cui c'è chi viene, c'è chi va, come diceva un vecchio libro di Marco Zurfo, si trovano testo in assoluto si occupa di immigrazione in Sardegna in un poco contemporaneo. E quindi abbiamo contemporaneamente una emigrazione che non cessa di produrre i suoi effetti, soprattutto nelle fasce ad alta istruzione, una forma di spopolamento, quindi la prosieguo di quella tendenza del secondo dopoguerra, o perlomeno a partire dagli anni 60, di creazione di una ciambella in Sardegna, con le poste e i grandi centri urbani che crescono in misura e il centro che si impoverisce demograficamente, e al contempo, perlomeno a partire dagli anni 90 in maniera significativa dal punto di vista anche numerico, l'arrivo di genti con la chiusa o anche degenti aperta da fuori soprattutto dall'Africa e poi il secondo momento dell'Europa orientale. Questo produce dei fenomeni che vanno letti assieme. Noi abbiamo cercato in qualche modo di suggerire questa lettura anche qua trasversale rispetto a fenomeni che accademicamente, in campo accademico, ancora oggi sono studiati in maniera separata. Questo occorre dire, bisogna dire, perché anche dal punto di vista disciplinare chi si occupa di immigrazione spesso pratica discipline o comunque non sono gli stessi soggetti che si occupano di spopolamento. Ultimamente c'è una tendenza a mischiare le carte da questo punto di vista, cioè a affrontare sia per il caso sardo che per molti altri casi questi fenomeni tutti assieme.
ma normalmente sono pertinenza, per lungo tempo sono pertinenza disciplinare rigorosamente separata. Il caso classico è lo studio dell'immigrazione, che entra in campo alla sociologia e non all'antropologia, quindi antropologia e migrazioni strutturati, cioè incardinati dentro un ateneo in Italia hanno qualche anno più di me, questo per capirci sullo studio disciplinare. Ora, quindi partire dalla popolazione significa fornire al lettore del libro dei fondamentali demografici di tendenza, anche di previsione, con tutte le pinze che bisogna prendere per maneggiare questi dati, che spesso vengono utilizzati pubblicamente con tecniche anche poco accorte dal punto di vista scientifico, cioè quando un demografo previsionale dice che scalaplano spariranno nel giro di 30 anni, bisogna sapere che dietro ci sono dei calcoli, delle proiezioni che hanno dei range molto complessi da gestire. I demografi previsionali sono persone che fanno calcoli matematici principalmente, non fanno scienze sociali, non si usa la parola, e che sono previsti in termini di ipotesi rebus sic stantibus, cioè nel senso senza politiche di contrasto, senza delle cose che possono succedere nel mondo. E quindi fornire comunque uno sguardo su questo problema, che è uno dei problemi centrali della Sardegna, e farlo però intersecando questi dati con analisi di taglio sociale di diverso tipo, quindi con approcci che non siano semplicemente quelli numerici. Naturalmente la sezione Geni con i saggi di Saralis, Massimo Esposito e di altri che tra l'altro hanno una prospettiva anche storica, cioè cerca di suggerire nel lettore l'idea che non solo lo spopolamento è un problema che di lunga durata è classico, ma anche la preoccupazione del un problema di lunga durata è classico, quindi non è che non ci sia niente di nuovo sotto il sole, ma non è neanche un evento così epocale come talvolta si utilizza, anche perché legato al tema dello spopolamento nel dibattito pubblico c'è il tema dell'importanza dei luoghi, cioè questi paesi che si spopolano, lo spopolamento dei paesi viene giustamente avvertito come un rischio di estinzione di comunità di relazione e di pratica che insistono sul territorio, che hanno una loro storia e alla quale molti sardi sono legati anche se non ci vivono. E questo è come dire, un punto che va in qualche modo sottolineato, perché invece spesso si tende a considerare la vita dei paesi. Io credo che Seneca sia un esempio di questo genere, non è Seneca più grande del numero di residenti che ha effettivamente alla nascita, è un paese più grande, non più grande nel senso che ci vive più gente, nel senso che le reti di relazioni che fanno Seneca non sono le reti di relazioni dei suoi residenti, semplicemente queste, no? Ma il caso di Seneca, che credo di Armunta, che forse conosco meglio, è assolutamente come dire, esemplificativo da questo punto di vista. Quest'anno a giugno 2017 l'anno sono nati 2 bambini, c'è stato sostanzialmente un picco demografico, perché l'anno scorso era uno tutto l'anno. Ma Armungia continua a rimanere un paese con una tendenza allo spopolamento molto forte, drammatica, oltre le soglie che i demografi ci danno come rischio di estinzione del comune, stiamo parlando di 500 residenti, ma continua ad avere una vitalità naturalmente faticosa, molto faticosa, perché ci sono persone che sono di Armungia anche se non stanno ad Armungia, che vedono in quel paese in qualcosa di importante per loro, che hanno relazioni con quel paese di conflitto. Quindi ricollocare le genti nei luoghi e i luoghi fra le genti, cioè i paesi come un nodo di relazioni non solo di residenza. E questo mettendo assieme i contributi di storici come Don Giacomo Orti, se volete anche il contributo di Pietro Clemente, che parla completamente al contrario, cioè parla di un posto che formalmente è Arzachena, no? Dal punto di vista amministrativo dello Stato italiano, Arzachena e altri territori e altri comuni che hanno, diciamo così, su cui insistono quegli insediamenti turistici, a livello di campo di relazioni in un altro posto. E anche quella la Sardegna è un'isola, un luogo in cui le relazioni però non possono essere racchiuse semplicemente in un modello, per così dire, stanziale, in cui una persona è di un posto
se vive in un posto e talvolta non è di quel posto anche se ci vive. E qua entriamo nel campo di Eva Garau sulle migrazioni transnazionali. Questo è un tema che andrebbe sollevato per posto alla discussione e che non è naturalmente il tema di se i sardi siano o non siano razzisti, perché questa è una semplificazione, diciamo così, che chiunque si occupi di immigrazione e di razzismo sa che non può racchiudere la complessità del tema, ma cercare di comprendere come le migrazioni transnazionali dal punto di vista demografico, e sono d'accordo con Mario per l'idea di colonizzazione, se volete, anche spontanea, con i migranti l'idea piuttosto ingenua, perché intanto gli insediamenti non funzionano così. Secondo la Sardegna, storie di insediamento di questo genere fallimentari nell'epoca moderna, dai greci di Santa Sofia a Montresta. Terzo, perché vivere in un luogo non significa avere relazioni con il luogo, e quindi perché le migrazioni transnazionali non sono più l'ingresso di insediamento dei nostri nonni in Germania, sono molto più complesse, persone vivono in un luogo ma hanno relazioni con soggetti di salute. Quindi l'idea di risolvere attraverso un processo di spostamento della popolazione, no? Se abbiamo il problema che ci sono molti richiedenti asilo, dopodiché in Sardegna qui non c'è nessuno, questo non è una cosa, non è neanche semplicemente che cosa vanno a fare lì, che è già un problema. Il problema è costruire delle condizioni in cui anche la presenza di migranti, a prescindere dal loro numero, perché secondo me non è mai una questione quantitativa, a parte rari casi di esplosione urbana dell'insediamento migrante, diventi parte di un processo, se vogliamo, progressivo di evoluzione della Sardegna, cioè una nuova Sardegna che è fatta anche da loro, ma non perché vivono qua, perché hanno delle relazioni con i sardi come ci devono con altre persone che stanno nel resto del mondo. Prendo la licenza di saltare varie questioni, anche se una cosa sulla sezione sulla politica la voglio dire che in effetti il campo accademico, quando parla di politica, a seconda delle discipline, ha secondo me diciamo così, un confine verso la contemporaneità, cioè si tende a stabilire dei confini su che cosa mi devo occupare fino a un certo periodo. In effetti nella nostra sezione un po' questo periodo ce l'ha, però è anche vero che ci sono dentro in tutto il libro dei saggi che si occupano di temi che sono venuti all'attenzione della ricerca accademica e della ricerca scientifica, questo è uno degli scopi del libro, quindi si è spinta un po' più avanti. Gli antropologi, per esempio, quando parlano di politica, sono ormai del passato, parlano delle relazioni concrete che avvengono nella contemporaneità, e quindi si prendono le licenze insomma rispetto agli storici o anche a volte sociologi un po' più verso il tempo presente. Sulla questione delle ultime due sezioni, che forse sollevano i temi di dibattito che ritengo possono essere di interesse anche in un mondo come il nostro di oggi. Io credo questo, che fa parte dalla mia, se mi è consentito, in chiusura, proprio da un racconto autobiografico, naturalmente non c'è più di quelli diciamo, sia perché naturalmente non lo volevo dire, non si dice, non volevo dire, era sia perché io non induco le autobiografie e sia perché ovviamente io ho una vita anche scientifica molto più breve ragioni. In realtà anche io inizialmente non mi sono occupato di Sardegna, come è stato sottolineato, io sono nelle caselle degli antropologi italiani, sono considerato un antropologo di immigrazione. Naturalmente l'immigrazione è venuta in Sardegna, ma come dire, lo studio è complesso e spiegato, lo studio delle migrazioni transnazionali in antropologia è per principio uno studio multilocale, cioè che si occupa di posti diversi, e soprattutto è una tradizione di studi che in Sardegna non c'era, specialmente negli antropologi della scuola antropologia metropolitana, come vedete se stati dei giorni si occupavano di tutt'altro, e quindi aveva per
perlomeno partiva da premesse che erano esterne allo spazio fisico della Sardegna e alla sua società. Ho iniziato a occuparmi di Sardegna, specificamente di Sardegna e di identità, quando mi ha proposto di lavorare con lui a un volume che si chiama Sardegna Segnale sull'identità, che era, che secondo me è un ottimo compendio delle posizioni di molti intellettuali sardi accademici su questo tema, ma che è ancora più interessante per la storia che c'è dietro, cioè era un volume che era stato finanziato dall'Istituto Superiore Nazionale Etnografico, un numero, e poi in Sardegna, quindi questo è una fondamentale della regione, come studio, come volume che dicesse qualcosa attorno al tema dell'identità in vista della costruzione del Museo dell'Identità di Nuoro, cosiddetto organizzato verso la 2030. Quindi ha una storia di committenza, diciamo così, del potere politico, delle istituzioni pubbliche come la Regione Autonoma della Sardegna, che chiede all'Accademia di dire qualcosa su questo tema evidentemente sentito importante e anche molto spinoso. Siamo all'epoca del Punta Solo, quel progetto poi di fatto sostanzialmente la cosa che è rimasta in libro, più o meno, che però appunto mi ha portato a occuparmi di questo tema e occuparmi in relazione alla Sardegna, e quindi inevitabilmente io anche il contributo che dare a questo volume è stato su questo tema qui. E qua dico due cose sul perché. Perché ho scritto l'identità e perché ho provato a iniziare a confrontarmi con necessariamente con i fenomeni contemporanei, perché molto pochi fanno questo oggi, ma provare a confrontarmi con un mondo che in qualche modo conosco per cui di frequentazione di comuni ambienti, anche comuni militanti, non essendo io un indipendentista, ma che non avevo mai provato a guardare con uno sguardo distaccato, cioè immersivo distaccato, che è quello che fanno i psicologi, cioè empatia, immersione, ma distanziamento. Se io divento indipendentista, questo è il modo posso scrivere, questa è una questione di fondo, no? Così come se divento nativo non sono nella condizione ideale, se divento membro della comunità che sto studiando, di studiare la stessa comunità. Posso farlo se sono già membro della comunità, ma questo è un discorso. La cosa che ne ho cavato fuori, che secondo me dovrebbe essere uno degli elementi, diciamo così, di riflessione su cui vorrei continuare a lavorare, su cui vorrei anche aprire un'interlocuzione con questo mondo, traspagliato, diverso ovviamente, ma comunque con una qualche vocazione unitaria, che è quella che dicevi tu, cioè di essere lontani dall'Italia, che è una vocazione che, stando agli studi sociologici e sondaggi per quanto possono valere, in realtà riguarda, perlomeno come afflato, un numero di sardi notevole. Poi questo significhi qualche cosa di unitario, significa un altro discorso, però ciò è. La Sardegna è un posto che non so, i sardi sono persone che non solo non si stancano di parlare di Sardegna, ma ultimamente, perlomeno nel periodo che diceva Luciano, cioè dal tardo 800, non si stancano di parlare della propria identità, cioè di che cosa significhi essere sardi, non solo parlare di Sardegna, ma riflettere su questo tema. Ecco, io credo che il rapporto fra chi studia la Sardegna e chi la performa a livello di antropologi, cioè chi la pratica, chi mette in pratica questa tendenza a fare la Sardegna, a volerla cambiare, trasformare, a volerla staccare dal suo destino, così viene chiamato tra virgolette, e così veniva chiamato fino a qualche decennio fa, di stare dentro l'Italia, deve essere un rapporto che riflette sul problema innanzitutto del rapporto fra le ricerche scientifiche, tra il mondo accademico delle ricerche scientifiche e questo mondo. Cerco di spiegarvi. Il problema è quello del rapporto fra le elite politiche e le elite accademiche, quello che loro producono, quello che le elite accademiche
con gli strumenti della scienza, se vogliamo, è quello che circola di queste condizioni, è quello che viene veicolato di queste condizioni. Lo spazio del racconto fantastico e parascientifico sulla Sardegna è uno spazio che è lasciato libero da un problema che è atavico nell'Accademia italiana, non solo per la Sardegna, della capacità di divulgare, di proporre, non solo di divulgare dall'alto verso il basso, naturalmente che non è una divulgazione che qua sul bacino, infatti lo dico un'altra cosa dopo, però chiudo perché è tardi, ma di aprire un'interlocuzione, cioè ad esempio di riflettere assieme sul tema dell'identità, su quali siano i problemi di continuare a concepire un'identità come un'identità non tanto più aperta, ma come un'identità essenzializzata, di quali siano invece le opportunità di concepirsi come plurali, anche nel quadro di una, per così dire, di una vocazione politica di tipo indipendentista o comunque propriamente comunista. Ecco, io credo che se da un punto di vista scientifico e accademico questo libro serviva a fare il punto di una serie di studi, a offrire uno sguardo complessivo e strutturato su alcuni temi che noi abbiamo ritenuto importanti, e per gli studi sardi e per la Sardegna in generale, dal punto di vista della sua circolazione, della sua discussione, questo terreno qua, che è il terreno tracciato negli ultimi due, forse tre sezioni, che è la parte economica del volume, rappresenti forse ecco, il tentativo di aprire un'interlocuzione rispetto al rapporto che comunemente c'è tra un certo modo di pensare la Sardegna e un certo modo di studiarla. Questo è quello che ritengo possa essere utile per la nostra discussione, naturalmente se voglio discutere, se no andiamo a Abbiamo un ospite importante che si è preso una parte del nostro dibattito, ma Guido viene dal mondo della pratica, dell'affrontare quotidianamente i problemi che ci sono oggi in Sardegna. Detto in due parole, il discorso che abbiamo fatto è sulla contemporaneità, sul cos'è oggi la Sardegna. Questo libro in pratica ne racconta diversi aspetti e anche tu l'hai visto, quindi Guido non c'è bisogno neanche di presentarlo, è il nostro quasi compaesano, Buonasera, io saluto tutti e scusate di gridare, ma nella migliore delle ipotesi il mio mandato di sindaco finisce lunedì, nella peggiore ne avrò ancora per altre 2 settimane, ma siamo lì entro il mese di giugno, questa parentesi importante della mia vita finisce, quindi in questi giorni potete immaginare sto correndo più di quanto non succeda nella quotidianità, quindi discuto qui in casa. Ringrazio Mario che mi ha invitato nel mio secondo paese. Mi trovo un po' a disagio perché tutti voi avete scritto libri, qui l'unico che non ha scritto un accidente, siamo relazioni da preside, che cosa? Spero di fare altro invece di mettermi a scrivere, no, però oggettivamente mi trovo a disagio con docenti universitari, scrittori di allora, Mario, siccome mi vuole bene, ha detto subito che io parlerò di cose terra a terra, ovviamente, non di cose serie, perché hanno parlato loro prima di me. Allora, la bandiera, partiamo da lì, alcune considerazioni. Uno dei privilegi di chi fa il sindaco è che ogni tanto ti capita di incontrare delle persone importanti, persone a cui magari chiedi anche l'autografo. È capitato a me quest'anno, durante la Sardegna, di passare un po' di tempo con Jack De Vecchi, non so molti di voi lo conosceranno, è il capitano della Dinamo di Sassari. Io sono arrivato in Sardegna che avevo neanche 20 anni, oggi ci sono
12 anni e mi sento più sardo io di quanto non si sentano i miei conterranei lombardi. E citavo proprio il caso della bandiera. Loro quando fanno la Champions, questo già succedeva in Italia, comunque andassero a giocare e trovavano sempre più di una bandiera, andavano ad accompagnarli i tifosi di Sassari. Invece proprio 15 giorni prima di venire alla Sardegna erano andati in una guida sperdia della Cecchia, non si ricordava neanche il nome, però siccome in Cecchia sport ne fanno, c'era una squadra di pallacanestro che faceva la Champions, l'Euroleague di quest'anno. Dice, a un certo punto è comparsa anche lì la bandiera in un posto proprio dove ecco, allora questo a lui è colpito molto e dice, sono cose che per noi che facciamo queste cose per mestiere riusciamo ancora a divertirci, però oggettivamente il nostro mestiere è giocare a basket in questo caso. Però questi fenomeni, questi episodi di queste bandiere che compaiono così, dice, sono cose che ti fanno proprio utilizzare i peli, perché sono, dice, io in Sardegna ho vissuto queste cose e sto diventando sardo come tanti altri che non sono sardi lo diventano quando vengono qua. Poi non abbiamo avuto modo di approfondire che cosa lui si sente sardo. Però questa forza che noi diamo di sentirci un popolo è indubbiamente una cosa assolutamente indiscutibile, e questo ci fa anche, ci dà anche un segnale. I sardi del mondo sono circa 700.000 quelli che se ne sono andati, e sono una forza anche loro, sono un valore per la nostra isola, per cui dovremmo anche incominciare a vedere questa questione delle persone che si spostano, i drammi dell'immigrazione. Siamo in Europa, c'è tanta gente che se n'è andata in Argentina, se n'è andata negli Stati Uniti, e le persone se ne vanno perché si vogliono realizzare. Fossero rimaste in Sardegna, le ragazze di Giacomo Mameli non si sarebbero realizzate, le badanti di Giacomo Mameli dell'ultimo libro Come figlie, se non fossero venute in Sardegna non sarebbero cresciuti umanamente. Quindi io credo che dovremmo, quando parliamo di identità del nostro futuro, capire che si può essere sardi non necessariamente rimanere in Sardegna, si può diventare sardi rimanendo in Sardegna, cioè non possiamo pensare che queste cose che ci abbiamo noi in testa ce le abbiamo perché siamo nati qua. È difficile trovare uno sardo più di Gigi Riva, è difficile. Lui è venuto, evidentemente ha trovato in questa terra delle cose così forti che gli hanno impedito di diventare più ricco, indubbiamente, di diventare più famoso. Avrebbe vinto la Coppa dei Campioni in altre squadre, allora si chiamava così. Quindi noi dovremmo capire cos'è che ci tiene insieme. Evidentemente questa terra, il fatto di starci, il fatto di vivere queste luci, questi colori, questi odori, non lo so, ma è una cosa che dovremmo sicuramente capire. Queste considerazioni le faccio pensando a questo libro. Io quando l'ho visto, dire che l'ho letto sarebbe una bugia, ma ho letto alcune cose e mi ha colpito subito un fatto. Mangiano qui due cose, poi Luciano e Francesco avranno mille giustificazioni perché mancano le cose, due cose importanti. Un po' perché non si parla di Ristano. Come si possa pensare di costruire un'idea di Sardegna contemporanea senza parlare di Ristano? Siamo veramente fuori dal mondo, ma non per una questione di campanile, ma perché ciò che ha connotato l'idea per i sardi, che forse saremmo stati capaci di governarci anche da soli, è nato Ristano, non è che sia nata Cagliari o da altre parti, è nato Ristano. Quindi il fatto che non si parli di Ristano, si parla di Arborea, non a caso da lei ha scritto delle cose importantissime, ma le ha scritte su Arborea, che non è esattamente, senza il mio punto di vista, la cosa migliore che sia stata prodotta in Sardegna, perché cito solo un fatto. La più grande azienda agroalimentare della Sardegna, del mio comune, del comune di Ristano, è la Cave, la più grande centrale cooperativa di trasformazione del latte ovino.
si trova in territorio di Oristano, non si trova a Nuoro, no, dove nasce l'identità, così tutti pensano, no? La più grossa esperienza di industria moderna legata all'agricoltura è a Oristano, nel territorio di Oristano, a 5 minuti di macchina da Piazza Leonora. E non è perché è venuto un imprenditore illuminato che aveva soldi da spendere di spese di Stato, no, sono stati i contadini della Barbagia, i pastori della Barbagia, che sono venuti in Campidano, si sono prese le terre peggiori del Campidano, quelle che i campidanesi non lavoravano, perché i campidanesi lavorano il pennaci, mica noi siamo fessi da lavorare il Gregorio, no, invece questi capezusesos hanno lavorato il Gregorio, hanno fatto pascolare le pecore nel Gregorio, è un po' diverso, oggi magari lo coltivano anche, in altri tempi hanno fatto solo questo tipo di investimento, si sono messi insieme e partendo da una bidigenia che si chiama Siamanna hanno costruito questa grande cooperativa. Oggi è a Oristano, la più grande azienda di trasformazione del latte è a Oristano. Questi sono i risultati della transumanza. Quindi anche questo di spostarsi, di abbandonare il centro per venire, sono tutte cose, voglio dire, se la Sardegna deve andare in una certa maniera, non è quello che se per un certo periodo di tempo alcune zone si spopolano perché le persone vanno e spostano un po' il limite del Far West dove pensano di poterlo spostare. Faccio queste riflessioni per dire che dare per scontato oggi delle cose, parlando di Sardegna, questo di Oristano, questa azienda di trasformazione del latte a Oristano, fino a quando c'era una cantina, c'era la tradizione della pernaccia, ci sono le imprese che trasformano il riso, è una cosa che esiste ben prima della seconda guerra mondiale, esperienze di quindi riso e pernaccia fino poteva essere una cosa normale quest'anno. Questo del latte, del formaggio, della cava è un'altra cosa, però è la dimostrazione di come si possono cambiare le cose. Ecco perché dico cito Oristano, non è arborea, il nostro futuro non è arborea, il nostro futuro è lì dentro. Noi siamo cresciuti, ci hanno convinti che eravamo poco locos e Estados Unidos, non è vero, siamo pocos e abbiamo l'opportunità di diventare molti. Ci sono tanti che vengono dall'Africa, abbiamo tante terre in corte, non si capisce perché pocos non possiamo diventare molti. Locos, la malaria è passata, non c'era la malaria, forse si poteva andare più facilmente anche con di testa e si moriva. Oggi la malaria non c'è più, riusciamo a curarci. Poi sulla sanità voglio dire qualche cosa che su come vorremmo curarci. Manos Unidos, l'esempio della cava. Ma quale Manos Unidos? Si sono messi insieme Capezusesos e Capitanesi, cioè si sono messi insieme i bardanesi con quelli che erano fatti oggetto delle bardane. Si sono messi insieme e hanno creato una cosa. Oggi la cava vende in Cina. Questa è la Sardegna di oggi e ci deve far riflettere prima di pensare che questi ragazzi neri che vengono qua sono molti, danno fastidio a tutti perché ti chiedono l'elemosina continuamente. Chiaro che non può essere un problema singolo, lo è anche un problema singolo, perché se riusciamo a essere anche educati con queste persone è una cosa degna di nota per tutti, visto che tutti noi, qualcuno in giro per il mondo ce l'abbiamo, perché questi 700.000 sardi che sono fuori sono tutti parenti nostri, di tutti noi che siamo qui. Qualcuno dei nostri parenti è nato da altre parti e siccome, visto i risultati che questi sardi hanno avuto, vuol dire che così maltrattati non sono stati, probabilmente dovremmo già personalmente avere una cosa diversa nei confronti di queste persone che arrivano dall'Africa o che arrivano dalla Romania. Io sono in pensione, Mario in pensione, probabilmente la mia pensione, quella di Mario, oggi potrebbe essere pagata dai 25.000 rumeni che sono regolari, che producono reddito, versano i contributi e magari pagano le nostre pensioni. Quindi perché fate questi riferimenti parlando di Oristano? Perché credo, ripeto, poi vado avanti, la prospettiva per noi non è arborea, secondo me la prospettiva è di questi Manos Unidos che invece si sono messi insieme per creare delle cose importanti. Allora, mancando Oristano, secondo me in una prospettiva del genere non può mancare
una riflessione sulla storia, allora manca, io immagino, mi dai un bicchiere un po' di acqua? Sì. Dicevo, manca, io con la mia sarà modestia la parte ufficiale, non lo so, ma non parlare di un fenomeno che oggi è attuale proprio per quello che è successo a metà degli anni ma è possibile che non ti sia venuto in mente a te, a Francesco, visto che mi è interessato, di ricordare che a Oristano 20 anni fa gli oristanesi si sono riuniti per riflettere sul fatto che noi siamo stati un popolo di falsati. Non volevo te, lo volevo stare su frase. Allora, lo so ancora. E non sono ancora, poi ci arriviamo alla falsità di uno. Però volevo dire, perché è importante che si parlasse di quel Gesù, diciamo? Perché noi ti sto provocando perché facciamo un po' come Laghetto, tu ne provochi io. Facciamo un po' come succede nelle feste, se non si canta a tema, noi stiamo facendo un po' così e ovviamente scandaloso, quindi ognuno deve sviluppare il suo. E poi mi sembra un'occasione. Dicevo, perché è stato importante fare una riflessione, perché è importante oggi tornarci su? Perché un luogo come il nostro, come Oristano, che poi però non è stato un problema di Oristano, perché la squadra Gialetto che gioca in promozione di Serramanna non è una squadra di Oristano, è una squadra di Serramanna che è più vicino a Cagliari che a Oristano. Quindi il Gialetto, uno che non è mai esistito, come non sono esistiti Torbeno Falliti, non è esistita Oristano, e tanti personaggi che non sono esistiti che fanno parte di quelle carte. Perché è stato importante riflettere su questa cosa? E perché secondo me sarebbe stato importante richiamarlo in questo volume? Perché una storia come quella, cioè noi per 40 anni ci siamo bevuti, quelli che c'erano allora, si sono bevuti il cervello di cose assolutamente false che solo dopo 40 anni sono state scoperte come tali. Però in quel periodo hanno fatto altro che bandiere di contromuri, giravano le bandiere con l'albero dell'alicato e tante altre cose, quindi vuol dire che c'è questo sentire, tanto c'è questo sentire che prima delle ultime elezioni regionali tutto il movimento sulla zona franca era esattamente quello che è successo nel periodo delle carte false d'Arboreto, cioè la zona franca, della zona franca ne parlavano in moltissimi che non sapevano assolutamente neanche cos'era la zona franca, ma non gli interessava neanche saperlo. L'unica cosa che si sapeva era che la zona franca doveva essere la salvezza della Sardegna, era la bandiera dietro la quale molti sardi si volevano spendere. Questo era un dato importante. Allora, perché succedono queste cose in questa Sardegna? Cioè, le carte false d'Arborea sono del 1845-50, la questione della zona franca usata come bandiera per ribellarsi, non si capisce contro chi, se non contro chi ti governa male, in Sardegna però, non contro chi ti governa male a Roma, perché chi vi parla è uno che è andato a Roma e ne è tornato con 18 milioni, per una volta che ci sono andato. Mentre sono andato tante volte in regione a proporre i problemi che ha la città di Oristano e ne sono tornato con pochi soldi, quasi nulla. Quindi anche questa idea, no? Che tutto quello che viene da fuori lo dobbiamo temere, invece le cose che ci facciamo fare noi, perché ci governiamo noi ci possiamo anche governare male, possiamo essere noi i padroni della nostra terra. Se però usiamo male gli strumenti del nostro autogoverno, è meglio che ci facciamo governare da altri. E ovviamente è una provocazione quella che sto dicendo. Però non possiamo far finta che le cose non stiano così. Non possiamo far finta, bisogna osservarle le cose, osservarle e capirle, perché non basta fare tante affermazioni sulle riforme, su quelle
cose che bisognerebbe fare in Sardegna, perché noi negli ultimi 20 anni abbiamo due grandi esperienze, due grandi movimenti politici, e parliamo anche di politica. Penso a quello che ha fatto Segni negli anni 90 dopo Tangentopoli e di quello che sta succedendo in questi giorni, le dimissioni di un leader indipendentista, sovranista. E chissà perché chi in questi 20 anni ha parlato di grandi riforme dello Stato e della Sardegna, poi quando sono finiti in regione e dovevano scegliere l'assessorato, cosa hanno scelto? Il Patto Segni allora e gli indipendentisti di oggi hanno forse scelto l'assessorato alle riforme. L'assessorato alle riforme bisogna lasciarlo a un docente universitario. Invece l'assessorato ai lavori pubblici ce lo prendiamo noi che vogliamo fare le riforme dello Stato. A maggior ragione, docente universitario che conosce bene le origini, che conosce molto bene le origini della sovranità, di quando è nata la sovranità auristana del 1200. Quindi mi sono riferito a questi episodi di Ristano perché credo che debbano essere importanti nella nostra riflessione sul nostro essere stati, che deve essere, io credo, più light di quello che abbiamo fatto fino adesso, per cui se parla un indipendentista quello vuole più bene la Sardegna, se ne parla uno che invece ha in tasca una tessera del cosiddetto partito nazionale, perché quasi i partiti nazionali, solo per il fatto di essere nazionali, fossero l'inizio di tutti i mali. Credo che queste sono logiche che dobbiamo abbandonare, dobbiamo più riflettere maggiormente sulle cose piuttosto che sulle ideologie. L'altra cosa che secondo me qui manca, e cito ancora Luciano, mi sta sempre colpa sua. è sempre colpa sua, non so se sia sempre colpa. Un'altra cosa, allora, professor Marlucco, perché ci sono tanti cose adesso, vabbè, siamo anche mezzo parenti di Granura, le cose che dico è per quello, no, parenti di Granura, sono gli amici. No, ma poi ora mi sta Adesso dobbiamo svelare tutta la genealogia. Tua figlia è stata fidanzata con Simone Conte. In Granura vuol dire semplicemente che è un giro molto lungo. Ma se lo vinci, lo vinci. Lo sai, ci sono docenti universitari che fanno le cose stanno molto dentro i loro studi universitari, ci sono altri che magari invece vanno molto sul territorio, ce ne sono altri che si mettono in politica e solo per essere professori vengono immediatamente definiti come persone che farebbero bene a non fare del presidente della regione, eccetera, eccetera. Poi, questa è contraddizione. Ma se l'università non serve a darci almeno persone che possono anche governarci bene, a quel punto bisognerebbe mettere in discussione per la dell'università. Invece questa università che ho vissuto io, tramite Luciano, è stata di un'università che è andata in un paese e ha messo a frugare nelle case di quel paese, che è il mio, Solarussa, per capire come mai nello statuto del comune di Solarussa sa dire di Solarussa è il 5 maggio, ma non in onore del famoso. È il 5 maggio perché il 5 maggio 300 solarussesi nel 5 maggio del 1951 hanno inviato picche e paia e si sono messi a lavorare dove erano già stati tracciati da 2 anni prima i percorsi che avrebbe dovuto seguire un canale di bonifica. L'intervento dell'esercito, tante persone portate in distanza, una cosa grandiosa per lei. E sa dire di Solarussa è questa qui. Luciano, facendo lavorare questi ragazzi di Solarussa, alcuni erano studenti universitari, altri all'università non c'erano neanche andati, hanno ricostruito queste storie. Allora io credo che questa è una delle cose che deve fare l'università. Perché sicuramente quei ragazzi che hanno fatto quell'esperienza di cercare di capire perché quelle persone che erano in una situazione non moltissimo diversa da quella che vivono i giovani di oggi, quei ragazzi, e poi qualcuno è diventato sindaco, qualcun altro è diventato magari consigliere regionale, però erano quei ragazzi invece di sbattersi al bar molto spesso,
hanno fatto questo tipo di cose. Cioè lo sciopero era fare le cose che, diciamo, lo Stato aveva programmato di fare nel loro paese. E credo che questo sia un esempio molto importante, soprattutto per le situazioni di oggi. Perché pensare che le cose possono cambiare solo perché altri creano condizioni di lavoro, lo Stato è sempre diventato, sappiamo che la cosa sta diventando sempre più difficile, non perché sia giusto che lo Stato si disinteressi da creare condizioni di lavoro, però l'idea che i giovani possano essere artefici molto di più del loro futuro, anche andando via dalla Sardegna se necessario, non è una bestemmia, è una cosa su cui credo che dobbiamo riflettere. È chiaro che questo libro nasce così nella creatività accademica. Poi te lo spiego, perché non ce l'ho vista. Però voglio ricordare un episodio che è della vita politica di Guido e della mia vita politica e scientifica, che è importante che vada a ricordare. Diversi anni fa, ricordo di quando Guido era assessore alla cultura del comune di Milano, a Guido è venuta un'idea, secondo me era di grande valore politico e culturale, di organizzare un congresso ad Oristano per raccontare i falsi arborea. Allora i falsi arborea, le carte arborea, chiamate le cose esistevano molto poco nella letteratura storiografica e scientifica. Esistevano perché mi aveva parlato un politico molto intelligente che si chiamava Laccoli, e perché io, riprendendo degli studi quelli famosi sull'invenzione della tradizione, cioè sul fatto che le tradizioni vengono inventate, sostanzialmente, che non vuol dire che siano per loro natura bugiate, no, però vengono create, inventate attraverso elaborazione sopra la materia, però qui ha avuto l'idea di facciamo restare un convegno in teatro, no? Un convegno grosso, in cui raccontiamo come Oristano sia stato il centro di questo episodio, che è un episodio di falsificazione, no? Per cui gli oristanesi in vario modo hanno dato un po' di contributo. Avevamo esattamente 20 anni in meno. Avevamo 20 anni in meno. Ed è stata una cosa molto, per me molto importante. Io credo anche perché ho un senso di colpa rispetto a questo, quindi io per distrazione, per mancanza anche di sensibilità politica, non ho nel volume che è stato, ho colpa di sostanzialmente gli editori segnalato come questo libro nascesse proprio dall'amministrazione di Oristano, che è una cosa particolarmente significativa, perché si trattava di una amministrazione capace, ripensando la propria storia, no, di mettere al centro un episodio che volgarmente era semplicemente un episodio di falsificazione, invece era e questo poi abbiamo raccontato, finisco questo intervento dicendo che io e Guido, ma soprattutto Guido, possiamo essere orgogliosi del fatto che se noi andate ora a studiare a guardare le collezioni delle biblioteche nazionali di tutto il mondo, penso che noi facciamo quello di Sydney, Giacarta, Parigi, questo libro lo trovate, no? Che è una cosa particolarmente bella, così come trovate questo libro e trovate riconsiderato l'episodio in tutta la letteratura sulle falsificazioni, che sono un momento importante ovviamente della storia dell'arte, della storia dell'archeologia, quindi per dire, insomma, Guido è molto bravo come amministratore ed è opportuno che questa cosa si sappia, venga sottolineata, che esista un modo in cui i politici possano fare delle cose importanti sul piano della cultura, però solo se sono. Perché non è che essere professore all'università o professore in generale, è come dire, basti per essere un bravo politico, bravo assessore.
però non basta neppure non essere, non è che semplicemente il fatto che non sei professore dell'università, io ne conosco tanti di assessori regionali molto evidenti che non sono né professori dell'università né professori di niente e sono persone di notevole e conclamata ignoranza. Va bene, non so se così. Io ho disturbato libero, ormai sta per essere libero, ha tante cose da dire, in una rappresentanza di Oristano è giunta l'ora di scrivere no, proprio che abbia come, no, poi ne parleremo a cena, se permetti, perché c'è bisogno di parlare di questo, c'è bisogno, ne ha bisogno la città, perché negli ultimi 40 anni a Oristano sono successe alcune cose che devono essere spiegate. Da quando Oristano è diventata provincia, inizia il caso di Oristano. Io lo segnalo questo problema. Come gara come discutere di questa roba. Però vi per esempio, invece sul libro, io l'ho comprato sul libro, perché cercavo delle cose che mi angosciavano. E in sostanza, anche questo è da discutere e avremo occasione di discutere, mi interrogavo, ma com'è che siamo caduti così in basso? E avevo presente i dati economici, avevo presente soprattutto il dato industriale che io ho seguito meglio di tutti, avevo presente il dato culturale e avevo presente il dato istituzionale. L'ultima riforma fatta dal Consiglio regionale sulle province, sulla città metropolitana di Cagliari, con l'annullamento di tutte le altre istituzioni che non fossero a Cagliari, è qualcosa che ti dice come pezzi della nostra classe dirigente siano andati in tilt, perché non ci sono qui in Sardegna. Interrogandomi su questo sono andato un po' indietro e quando è successo questo, mentre mi riflettevo su questo e andavo a cercare le fonti, in parte le avevo vissute anch'io, perché una delle vicende di questo libro che mi è molto caro è che parla di noi, inizia a parlare di un periodo in cui noi eravamo già protagonisti o sulla scena o ognuno nel suo ruolo. E quindi anch'io ho colto un merito nell'avvicinarci molto all'oggi, cose che normalmente gli storici non fanno, facciamo un po' di più noi sociologi, ma gli storici è una ricchezza poter. Però devo dire, poi quando sono andato alla lettura cercavo alcune cose specifiche, me le sono divise e alcune le dovrò approfondire ben oltre una semplice lettura, perché fanno campo di un lavoro che voglio. Però mi chiedo anche, se noi siamo a questo punto, no? Ecco, però io non ho descritto il punto in cui siamo, faccio solo un esempio. Noi oggi siamo molto più ricchi di 100 anni fa e viviamo tutti infinitamente meglio da tutti i punti di vista. Però se noi confrontassimo la nostra autonomia economica di oggi e di quando c'è stata l'unità d'Italia, siamo meno autonomi economicamente oggi di quanto lo fossimo oggi. E soprattutto nella prospettiva di prendere in mano, di autogestirci la nostra economia, i punti interrogativi sono drammatici nella nostra prospettiva futura. Quindi è vero che è bene che i giovani girano il mondo, però non è solo i giovani che girano il mondo. Quando finiranno tutto un sistema di welfare che privilegia noi anziani, la musica è destinata a peggiorare se non si prendono decisioni semplicissime. La nostra terra è in grado di mantenerci, o meglio, noi siamo in grado di utilizzare nel modo dovuto le nostre risorse
per essere autosufficienti il più possibile? E che cosa ogni comune che vuole sopravvivere deve fare, ogni comunità intendo, per costruire la propria autosufficienza? E da questo punto di vista probabilmente c'è bisogno di grossi scossoni a tutti i livelli, e probabilmente, visto da questo punto di vista, allora bisognerebbe rifare tutta l'analisi. Com'è stato il ceto intellettuale rispetto a questa situazione? Mi spiego? Di questa vicenda io ho seguito più da vicino il problema della riforma dello statuto dell'Assemblea Costituente, anche perché ero uno dei promotori del comitato. È tutta un'altra cosa quella scrittura rispetto al fatto che se io la vedo sull'insuccesso di quell'Assemblea Costituente della riforma dello Statuto. Perché lo Statuto non si riforma in Sardegna? Semplicemente perché la classe dirigente sarda non ha un'idea del futuro. Se tu dessi alla qualsiasi giunta che si può fare ora, quindi scavalcando questa attuale, 5 miliardi per dire spendere in Sardegna, e dicessi e chiedessi in che cosa vogliono spendere, non sono in grado di decidere, non sarebbero un'idea del futuro, né nel lavoro di opere pubbliche né a livello istituzionale. Cioè la vera povertà sarda è il fatto che non so se si parli molto di Sardegna, ma di sicuro non si parla del futuro della Sardegna, di sicuro non c'è libertà nell'immaginare il futuro, di sicuro non c'è creatività. Faccio un altro piccolo esempio. Io oggi forse qui sono quello che ha fatto più strada insieme a voi per sentirvi, e ve lo dico perché io non credo che si parla di Sardegna, si parla di identità, però non è vero che si studia la storia della Sardegna. Non siamo riusciti a imporre nelle nostre scuole quello che sarebbe normale. Se parliamo tanto di Sardegna, perché questi ragazzi non studiano la storia della Sardegna nelle scuole? Dovrebbe essere un fatto normale, invece non c'è. Metto da parte la lingua per un momento, che è uno degli elementi dell'identità. Ieri è iniziato a Cagliari un bellissimo programma, quello che qui è il Capodanno Sos Poetas a Cagliari, iniziato ieri, dura 4 giorni, che ha come tema la memoria e l'oblio. Ecco, la Sardegna è un campionario dell'utilizzo, del non utilizzo della memoria e del gioco attraverso l'oblio, che è straordinario. Se gli organizzatori conoscessero la Sardegna, ma guardando il programma, quello che sarebbe potuto essere centrale invece è tutto molto spostato. Cioè, non mi sembra che ci siano molte conseguenzialità tra la nostra attenzione all'identità e un programma vero, educativo, pedagogico, di riflessione. Io sentendo voi ho detto, cavolo, sarebbe Salvatore organizzare un seminario di studi, visto anche questa bellissima sede che ha, e cioè andare invece a far sì che tutti noi parliamo. Io sono sardo, io sono seneghese, perché ricordo che in una gara avevo organizzato un premio per le scuole medie di Seneghe, un tema libero a piacere, poesie, su 30, 29 hanno scritto su Seneghe. Probabilmente l'identità passa prima attraverso il tuo paese. Se poi mettiamo l'identità sarda, è un ulteriore passaggio, sì o no? E fino a che mi fermo qui. Purtroppo credo, io darei la conclusione a Francesco, proprio ultimissima, perché siamo già alla scadenza della proroga che ci è stata gentilmente concessa, e posso solo ammirarvi per la vostra pazienza. Sì, proprio rapidissima. Polistano c'è come luogo, mi permetto di citare il saggio di Esther Cois, che esordisce con un'ampia analisi del progetto sardegno, quindi della sperimentazione del Roche, che era seria. non uscivo. Era seria. Ma soprattutto quella listava di cui parlavamo, la città dei falsari, come è stata
c'è nella copertina del libro, la copertina di questo libro che si chiama La Sardegna contemporanea è tutt'altro che contemporanea, perché è stata ovviamente una trovata di una mostra, in realtà è l'editore che ha avuto il signor Donzello, il signor Carmine Donzelli, che per due ragioni, secondo me, una un certo intuito nel fare un libro sulla Sardegna contemporanea con una roba che c'ha Vinci Duano de Sudristo, e poi perché il libro doveva venderlo, quindi mettere in questa copertina fino a quando non vedeva la cosa. Cioè, questa è la Sardegna contemporanea, perché questa testa editata fa parte della Sardegna contemporanea, non solo che è stata trovata in 70 in un determinato posto, ma anche perché tutte le proiezioni, le teorie spontanee, non spontanee, che su questa storia si fanno oggi, esattamente con la Sardegna Atlantica, come altre cose, fanno parte del problema dei problemi della Sardegna contemporanea. Solo una cosa su quello che è molto interessante, cioè Salvatore Cubetti, sulla creatività. Noi avevamo intenzione inizialmente avevamo anzi già posizionato un saggio su una cosa molto creativa che sono stati in questi anni e che veramente si parla, che riguarda le information technology e la rete. La Sardegna, come dire, se si occupasse magari anche a livello del discorso identitario un po' di più di quanto è stato importante per la storia di internet e l'informatica nel mondo, non in Italia e in Europa, e un po' meno di delle carte di arborea. Purtroppo, e questa è un'occasione mancata, perché c'era una persona che doveva fare un salto sulla storia linguistica, sulla storia di online, su Manunza, sul fatto che il SAP è diventato la web media usata tutti i giorni, tutti quanti che sono i primi che hanno avuto l'idea di rendere l'abbonamento internet gratuito, primi in Europa a farlo, e sul fatto che c'è una base incredibile, ci sono più persone che sanno forse, non so se, sicuramente più persone che sanno di informatica di quanto ne sanno di industria chimica ormai, e che su questo però si riflette poco, se non economisti politici. E poi l'ultima cosa, secondo me il fatto che in Sardegna si parli molto di identità, ci sia questa tensione di identità, non significa che questa tensione di identità sia priva di contraddizioni, anzi, forse una delle caratteristiche più importanti della nostra tensione di identità è che l'abbiamo spesso utilizzata per altro. Cosa c'è di più tendente all'identità in Sardegna dei discorsi attorno alla brigata Sassari, che sono fatti, come dire, come promozione della sardità del sardo valoroso con la finalità, diciamo così, di, a parte che le opinioni non contano, ma totalmente estranee a quella della questo intendo parlare di identità, non che ci sia qualche conseguenza. Certo, poi il lavoro nelle scuole, la lingua, il mondo della lingua, su questo perché è sul ruolo delle comunità, su questo. Io credo, vorrei chiudere, che uno degli equivoci, perché non abbiamo parlato per niente di lingua, invece abbiamo parlato a suo tempo, uno degli equivoci più grossi sulla lingua, sulla lingua di Sardegna, sia l'idea eteronormativa e autocentristica di promozione della lingua sarda. Questo secondo me, o usciamo da questa roba o il sardo rischia seriamente. E questo è legato alle comunità, ai paesi, perché il sardo si parla e si può imparare parlando con le persone. Per parlare con le persone, insomma, meno vincoli ci sono, meglio è. Scusa Marco, perché non proponi una prosecuzione di infatti è quello che siccome io volevo sentire anche te, sì, però non c'è tempo. sì, quindi ti propongo di organizzare insieme un altro incontro, un altro dibattito con calma. Qui ci interrogate. Va bene, vi ringraziamo.